Va ora in onda la rubrica Oggi parliamo di, a cura di Carmen Morandini. Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle nostre frequenze di Radio Conegliano e Veneto. Oggi, per la serie Parliamo di, tratteremo un argomento piuttosto delicato ma interessante. Parleremo del convegno che si terrà mercoledì 28 marzo presso l'Auditorium Toniolo e che tratta la fragilità dei minori e difficoltà delle famiglie e le risorse da attivare. Vi leggo un po' proprio quello che c'è scritto, dice Conegliano, minori fragili e famiglie in difficoltà, le risorse da attivare. Per parlare di questo ho mia ospite oggi l'avvocato Emanuela Vinci, che è la coordinatrice dell'incontro. Buongiorno Emanuela. Buongiorno a tutti, grazie di avermi ospitato, grazie mille. Emanuela, vogliamo parlare di questo convegno così interessante? Molto volentieri. Io approfitto prima di parlare del convegno per introdurre, per dare una visibilità all'APF, che è l'associazione di cui faccio parte, che è nata a Treviso nell'agosto del 2017. È un'associazione di avvocati tutti uniti per cercare di tutelare le persone e le famiglie. Infatti APF è proprio l'acronimo per avvocati per le persone e le famiglie. E l'intento di questa associazione è quello di fare formazione, quindi di preparare legali che siano in grado di affrontare le situazioni che si verificano quotidianamente, quindi fare un po' di formazione che per noi è importante ed è anche obbligatoria, e inoltre essere in prima linea per essere partecipi, quindi per essere effettivamente in prima linea, in coordinazione anche magari con i centri sociali. Certamente, ma proprio per partecipare ai dibattiti su argomenti, su temi come quelli appunto della famiglia e delle persone, che sono in continua evoluzione. Lo vediamo anche nel campo scientifico e nel nostro stesso campo legislativo, che continua a far proliferare normativa su questi argomenti. Per questa ragione, quindi, proprio per realizzare gli obiettivi dell'associazione, abbiamo pensato di organizzare un convegno a Conegliano e di aprirlo all'intera cittadinanza, in modo che possa partecipare la maggior parte, il maggior numero possibile di persone. Il convegno su questo argomento è stato pensato perché si tratta proprio di un argomento di grande attualità. Purtroppo ci sono articoli di giornale quasi quotidianamente che parlano di episodi di abuso, di maltrattamento, ma anche semplicemente di disagio, perché non è di bullismo, se mi permette, anche di bullismo, sì, ma che è sempre un ci disagio può essere giovanile. Assolutamente. L'intenzione, lo scopo è quello di aiutare i ragazzi a risolvere i problemi nei loro rapporti interpersonali, quindi sia nei rapporti che loro hanno con gli altri ragazzi, sia nei rapporti che hanno con gli adulti, quindi con le famiglie, i genitori, i nonni, gli zii e anche gli educatori, gli insegnanti, eccetera. Quindi se noi riusciamo ad aiutare i ragazzi nella loro età minorile e adolescenziale, diventeranno degli adulti capaci, senza problemi, e quindi si avrà sicuramente una società migliore. Ecco, cioè, questo un po' è l'intento. Quindi perché un convegno su questo tema? Un convegno su questo tema proprio per sensibilizzare le famiglie, quindi i genitori, ma anche i ragazzi e tutti gli operatori del settore, quindi noi avvocati, i magistrati, gli insegnanti,
gli operatori sociali, quindi mi vengono in mente gli psicologi all'interno dei servizi sociali, gli stessi assistenti sociali piuttosto che gli psicologi che lavorano in campo forense, per cercare di creare dei punti di contatto, quindi delle forme di collaborazione tra tutte le persone coinvolte nel campo sociale, in modo che si parlino e si cerchi quindi insieme di risolvere il problema mano a mano, ecco, senza poi arrivare al ricorso all'autorità giudiziaria che deve essere considerato come l'ultima spiaggia, ecco, come l'ultima risorsa. E quale obiettivo vi siete posti con questo convegno? Beh, un po' forse ho già risposto. Sì. L'obiettivo è proprio quello di mettere in contatto la casalinga, il genitore, il papà che lavora tutto il giorno e torna a casa e si trova a dover affrontare un problema con il figlio, con l'insegnante, con l'operatore sociale, eventualmente anche con l'avvocato e poi l'autorità giudiziaria. Spesso e volentieri noi avvocati riceviamo clienti, genitori che non sanno come affrontare il problema che è nato in casa, e allora dobbiamo dare lo strumento, no? Per cercare di risolvere questo problema. E quindi da qui nasce l'idea del convegno e l'idea di coinvolgere più persone possibili. Allora, quale esigenza nasce in qualità di avvocati? Bella domanda, perché come dicevo gli avvocati in questo ambito devono approfondire le loro conoscenze, quindi devono avere cognizione di quelli che sono i rimedi giudiziari, giurisdizionali, ma al tempo stesso, siccome il nostro compito è anche quello di dare consulenza stragiudiziale, quindi un qualcosa, un aiuto che non comporti necessariamente l'intervento dell'autorità giudiziaria, noi dobbiamo fare quindi formazione in questo, cioè prepararci in questo e quindi essere a conoscenza di tutti gli strumenti che l'organismo sociale mette a disposizione e indirizzare i clienti verso il servizio sociale, il mediatore, lo psicologo privato o pubblico che sia, informarli dell'esistenza di programmi di coordinamento tra i servizi sociali e le scuole insomma tutte le iniziative, coordinare i vari componenti per raggiungere il risultato. Esatto. E perché un incontro esteso alla cittadinanza e non solo tra di voi avvocati? Allora, un incontro esteso alla cittadinanza perché è giusto che la cittadinanza sia partecipe degli strumenti, che deve poter conoscere gli strumenti che possono essere utilizzati per risolvere i problemi. Un genitore spesso è spaesato, non sa a chi rivolgersi, oppure teme ripercussioni, ha paura, ma se io dico questa cosa magari mio figlio è visto male e quindi magari non faccio niente. Se invece è informato degli strumenti che può utilizzare e che sono messi a sua disposizione, si fa forza e li utilizza. In questo modo l'obiettivo è far star bene le famiglie che magari hanno una difficoltà, perché potrebbe essere anche non necessariamente una difficoltà, diciamo un disagio fisico perché c'è il bambino che a scuola è preso di mira dal compagno, potrebbe esserci anche una situazione di crisi economica all'interno della famiglia o di crisi familiare, quindi il bambino chiaramente ha delle ripercussioni per questa situazione e quindi si comporta male a scuola e quindi ci sono le conseguenze di questo. Quindi se si prende il problema, se si affronta il problema alla radice, chiaramente si riesce anche a risolverlo. Certo. Cioè, quantomeno bisogna tentare. Ecco. È giusto informare anche il cittadino che esiste questa associazione di avvocati che cerca.
Così ascoltandola mi è venuta in mente un'altra cosa. Quali possono essere le conseguenze legali per gli adulti per la violenza verso i minori? Ma le conseguenze possono essere anche gravi, chiaramente, si dipende dal caso specifico, dipende caso per caso. Chiaramente ci sono delle responsabilità genitoriali, ci sono delle responsabilità di culpa in vigilando, scusate il termine tecnico, da parte degli insegnanti, quando naturalmente i bambini sono affidati agli insegnanti. Ci sono delle responsabilità, tra l'altro, che i minori da una certa età in poi assumono su se stessi, quindi bisogna verificare, sì, insomma, caso per caso. Caso per caso. Certo. E chi risponde quando un minore non si comporta proprio nel migliore dei modi per le sue azioni? Come dicevo, risponde il genitore oppure risponde l'insegnante se in quel momento il minore è, l'insegnante inteso come istituto scolastico, se il minore in quel momento è affidato alla custodia dell'insegnante. Quindi giusto faccio una piccola parentesi: è entrata in vigore a dicembre una nuova normativa che consente agli insegnanti di far uscire da scuola i minori anche infra 14 anni, sempre che ricorrano determinate condizioni che devono essere valutate, quindi non è proprio così sì, automatico, se i genitori naturalmente sono d'accordo e li autorizzano. Allora in questo caso se il ragazzo magari a 12 anni è abituato ad andare a prendere l'autobus da solo, non viene accompagnato a scuola dai genitori, tantomeno viene preso da scuola dai genitori, i genitori autorizzano la scuola a poter uscire dall'istituto scolastico e andare a prendersi l'autobus da solo. In questo caso, con l'autorizzazione, il minore diventa diciamo autoresponsabile, cioè si limita la responsabilità della culpa in vigilando dell'insegnante e dell'istituto scolastico. Quindi anche qui c'è sempre una continua evoluzione, un proliferare di normative. Io credo che l'argomento è interessantissimo e potremmo fare altre 10.000 domande a lei. Quindi io Sì, vorrei aggiungere una cosa che forse non ho detto. Vorrei così introdurre i relatori di questo convegno, perché ritengo che siano persone anche molto qualificate. Allora, ci sarà la dottoressa Michela Fuser, che è psicologa dei servizi sociali di Conegliano e che, come le spiegavo anche prima, è referente di un progetto che è partito da qualche tempo e che mette in collegamento le scuole con i servizi sociali di Conegliano per vagliare insieme e verificare la fondatezza delle denunce provenienti dalle scuole, quindi di abusi, bullismo, piuttosto che maltrattamento, piuttosto che disagio, semplice disagio. Poi parteciperà la professoressa Michela Possamai, che è dirigente scolastico dell'ambito territoriale di Belluno e che ha un'ampia competenza in questa materia, è anche professoressa docente del corso di psicopedagogia presso l'Università IUSVE. Poi parteciperà come consulente psicologo, consulente conosciuto in ambito forense e professore sempre dello IUSVE, il professor Fabio Benatti. Poi una collega, l'avvocato Federica Turlon, che è avvocato in Roma e in Padova e è professore presso l'Università degli Studi di Padova e recentissimamente, insieme all'altro relatore che è la dottoressa Maristella Cerato, ha redatto un interessantissimo libro sempre in questa materia. E infine la dottoressa Maristella Cerato, che è sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia.
Quindi sì, sicuramente dei professionisti molto validi. dei relatori molto Certo, molto preparati. Tengo anche a precisare, scusate, l'ultima cosa, che il convegno ha ottenuto il patrocinio della città di Conegliano, di questo siamo molto fieri, molto contenti. Benissimo. Come dicevo prima, ci sarebbero 10.000 domande da poterle fare e quindi io non voglio salutarla definitivamente, il mio sarà un arrivederci, Benissimo. perché spero di averla ancora nostra ospite e poter parlare, magari scegliendo un argomento e approfondire quello, nell'arco dell'anno. Ok? Perché no? Io vi ringrazio. Quindi io saluto l'avvocato Emanuela, saluto i nostri ascoltatori e da Carmen Morandin una buona giornata. Arrivederci. Avete visto ed ascoltato la rubrica Oggi parliamo di A cura di Carmen Morandin.